Laura Puppato ha partecipato alle primarie del centro-sinistra e il buon risultato ottenuto le ha fatto assegnare il posto di capolista nel Veneto al Senato per il PD. Il suo posto di capogruppo in Consiglio regionale lo prende Lucio Tiozzo, un ruolo delicato alla vigilia delle elezioni politiche col PD che è pronto a recitare un ruolo da protagonista anche in una regione tradizionalmente in mano al centrodestra. E oggi il Partito Democratico, secondo questi sondaggi, anche nel Veneto è il primo partito e quindi proprio perché siamo il primo partito dobbiamo accollarci l'onere anche di aprire una fase politica nuova nella nostra regione. Due gli obiettivi sui quali deve lavorare il PD del Veneto nei prossimi anni, il sostegno alle imprese e quello alle persone che più hanno sofferto e stanno soffrendo la crisi. Lavorare perché le imprese possano essere competitive, tema dei problemi di tipo energetico, i problemi legati alla mobilità delle persone e delle merci, il problema legato al finanziamento delle imprese sono temi cruciali su cui ci impegneremo. Altrettanto importante il sostegno a chi ha visto il proprio reddito perdere potere d'acquisto e a chi ha perso il lavoro. Dobbiamo difendere, tutelare e sostenere le classi più deboli della nostra società, quindi da una parte lo sviluppo ma dall'altra anche la solidarietà. Nessuno deve sentirsi solo, tanto più quelli che perdono il posto di lavoro, che sono in difficoltà come famiglie e come persone.